Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento settimanale del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite il sindaco di Padova che ogni 3 settimane viene a trovarci, Sergio Giordani. Giustamente durante la pubblicità prima ho sbagliato nel dire che fra 2 anni ci sarà, fra 2 Natali, cioè ci sarà, mancheranno 6 mesi alla prossima, invece sono candidatura a sindaco, invece saranno fra 3 Natali, quindi il sindaco dirà 1 anno e mezzo prima se si ricandiderà oppure no. Ho cercato di chiedergli se mi darà questo scoop, mi ha già detto di no e quindi lo ringrazio davvero ovviamente. Senta, mi sono preso nota della prossima domanda perché è molto complicata, nel senso non della domanda perché lei la risolverà facilmente, però perché è troppo lunga. Allora, per Natale l'area ex IFIP sarà utilizzata a parcheggio, la Prandina resterà gratuita fino allo scambio con Via Anelli. Dopo Natale verrà chiuso il Boschetti, in ballo anche il progetto del multipiano ex Sarpi. Quindi abbiamo l'IFIP, abbiamo Via Anelli, abbiamo il Boschetti, abbiamo Sarpi da parlare in questo progettino, in questo pezzettino di trasmissione. Da dove vuole iniziare? Allora, Piazzale Boschetti, ho chiesto all'assessore Michalizzi che non faccia operazioni, abbiamo già iniziato in effetti, però senza invadere il parcheggio, stiamo lavorando all'estremo lato sinistro in modo tale da non compromettere il parcheggio, per cui fino al 31 dicembre resta il parcheggio, dopo cominciano i lavori, gradualmente cominciano i lavori e prevedo che siano anche abbastanza veloci. Per quanto riguarda IFIP, vuol dire queste palazzine, dagli queste palazzine, quelle sono le messe a posto, non dà fastidio anche a me, ogni volta che vado a casa ho fatto mettere la pubblicità apposta perché ogni volta che vado a casa mi dà fastidio. Però da questa parte non si vede, ci sono da una parte capito. Ma poi no, perché non l'ha messa dappertutto? Perché costa? Perché allora, la copriva con la pubblicità che facevano sopra, no? Non sono interessati. Sì. Devo spiegarvi una cosa. I soldi non sono miei. Devo dare soldi pubblici. Però orribile quella roba. Ho capito, sono tante cose orribili. No, fammele rivedere per favore. Non ancora farli rivedere. Sì, rovina l'immagine della città. E insistete, sempre negativo. No, perché dietro ci sono dei palazzoni moderni. Ho capito. Anche questo verrà risolto. Verrà risolto. Le chiedo scusa perché era un cruccio mio. A me mi dicono, quando mi fanno gli articoli sui giornali, che con lei io apro sempre le battaglie. Anni fa con il suo predecessore avevo iniziato la battaglia di Piazzale Boschetti, parlo 5 anni fa, dunque avevo iniziato una battaglia proprio perché era brutta quelle palazzine qui. Con lei avevo iniziato un'altra battaglia, quella di fare, adesso mi dico che con lei ho iniziato quella dei bagni pubblici, poi ne vogliamo parlare, anche quelli sono, e della ruota panoramica, le ho fatto una battuta una volta, lì proprio di fronte lì la ruota panoramica, mi hanno detto guardate che era una battuta. Ho aperto e chiuso parete e ritorniamo a noi. Allora, per cui a fine anno non ci sarà più Boschetti, sarà un parco, anche veloce, 6-7 mesi, non credo. A fine del 2020. A fine 2020, certo. Perfettamente. Ho chiesto ai proprietari dell'area IFIP e l'area di fronte, dietro la Chiesa della Pace, per spiegarsi, se provvisoriamente, in maniera precaria, è uno spiazzo terreno vegetale, se ci concedono di fare parcheggio, lo fanno loro, non lo gestiamo noi. Ci saranno circa 250 auto. A pagamento o gratuito? A pagamento, non è nostro, per cui non è. Ho chiesto una cortesia, nell'ambito, stiamo ragionando, abbiamo 2 grossi buchi in centro, IFIP, che è via dove sto parlando adesso, vicino a Chiesa della Pace, e il famoso PP1. Se la regia ci fa vedere le immagini dell'IFI vicino alla stazione in modo tale che riusciamo a farlo capire ai nostri telespettatori, prego. C'è il vantaggio che è molto vicino al centro, c'è l'ingresso via davanti alla stazione, c'è l'ingresso, poi si può uscire in maniera pedonale verso via Prociglia, è molto vicino a Piazzale Boschetti praticamente, bisogna attraversare, dopo, se si vede dopo, via Venezia, basta attraversare via Venezia e si arriva direttamente. Per cui è una cosa provvisoria, precaria, perché stiamo lavorando con i privati per definire cosa verrà fatto là, che mi auguro, spero, di trovare definizione. Ma definizione vuol dire che, aspetti un attimo, definizione non vuol dire che facciamo noi le cose, vuol dire trovare l'accordo con i privati affinché venga realizzato quello che già hanno come autorizzazione. Se vogliono cominciano domani. Però stiamo cercando di limitare i metri cubi di sviluppo, nel contempo ovviamente salvando
l'economia, l'investimento economico che devono fare i privati. Dovrebbe sorgere un albergo, uno studentato e ricovero misto tra anziani, giovani, una cosa un po' diversa dal solito, Certo. in tutta l'area, più parcheggi ovviamente. Ecco, non volevo interrompere lei, volevo chiedere alla regia se ha le immagini del piazzale, perché ce l'abbiamo sicuro di repertorio, le ho viste, e quindi se riusciamo a mettere quelle di piazzale per farlo capire. Vengono utilizzati per fare chiarezza. Durante automoto d'epoca, che abbiamo un flusso notevole, vengono utilizzati quei parcheggi lì, sono 10.000 metri quadrati, vengono messi lì le auto, è un terreno vegetale, un parcheggio per modi, tanto per essere chiari, però può essere di aiuto per i negozianti. Certo, questo parcheggio sarà nel periodo natalizio, giusto? Sì, precario, un mese, 2 mesi, adesso vediamo, basta vedere cosa succede quando chiudiamo Boschetti, bisogna ragionare un attimo. Io non sono mai un talebano, non sono per tanti parcheggi, niente parcheggi, però trovare il modo giusto perché la città funzioni e respiri in maniera, primo come inquinamento, secondo sotto l'aspetto commerciale. Mi spiego. Quello che non vogliamo è che Padova sia attraversata da un lato all'altro dalle auto. Questo non deve succedere, perché vuol dire inquinare la città. Questo non vuol dire che non vogliamo che le auto entrino in città. Sono due cose diverse, molto diverse. Secondo, speriamo, adesso tra poco vediamo chi vince il trasporto pubblico, e sarà un grosso salto di qualità col trasporto pubblico, perché non siamo bravi oggi col trasporto pubblico, inutile se ci diciamo le bugie, siamo mediocri, possiamo migliorare moltissimo. No, questa non è. È invece il parcheggio di via Sarpi, questo, dove dovrebbe. Sì, questo non c'entra. Questo non c'entra su quello che stavamo parlando, sì. Magari per cui, la regia sta. Prego. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo. No, che ha detto che praticamente gli autobus sono insufficienti. No, il trasporto pubblico faremo un salto di qualità tra un anno importante, come linee, come qualità di mezzi, abbiamo mezzi sicurezza, tutto quanto. Spero che in 2 anni, 1 anno e mezzo riusciremo a fare il tram. Certo. Sarà un grosso salto di qualità, per cui bisogna investire sul trasporto pubblico, anche sui parcheggi. Poi andiamo ai parcheggi, stiamo parlando di parcheggi, abbiamo parlato Boschetti, abbiamo parlato della PP1, zona a PP1, anche lì è già previsto tutto quanto. Io l'ho detto tranquillamente e in maniera serena, ho trovato già l'accordo col Presidente della provincia per uno scambio di terreno. Vi ricordo che hanno 40.000 metri quadrati, c'è comune e provincia, bisogna che sia uno solo il titolare per trovare l'accordo con i privati per far sì che costruiscono qualcosa. Anche lì dovrebbe essere albergo, qualcosa di commerciale. Certo. Invece anche lì sarà la Prandina. Io la interrompo perché ho tante cose a chiedere, il tempo diventa davvero. La Prandina, come ho già detto, saremo come giunta, decideremo. Tanto dico, ci vorranno 2 o 3 mesi in più, perché bisogna sgomberare tutte qua. Prima di abbattere le case bisogna togliere via tutti gli arredi. Abbiamo trovato tracce di amianto, ma banali, però la sicurezza è fondamentale, per cui risolviamo anche quel problema. Ci vorrà 2 o 3 mesi in più. Aumenteranno i posti per Natale oppure rimarranno quelli che ci sono? Rimangono quelli che ci sono. Sono sempre gratis, finché non è proprietà nostra, certo. Non possiamo fare assolutamente nulla. Corso Milano va bene? Per me sì. Io faccio 2 volte alla settimana. Alle 8:15, 8:10, 8 meno un quarto. Io francamente qualche volta passo, abita mia figlia, non vedo grossi disagi, per me è un'operazione che è stata fatta in maniera positiva. Devo dire che in termini di amici, qualcuno che contestava ha detto no, proprio male non è. Abita mia figlia, ogni volta trovo qualcuno che dice beh, tutto sommato pensavo fosse peggio. Francamente non è male. Sono i lamenti iniziali, insomma, che bisogna abituarsi. Però voglio far capire questo discorso. Perché stiamo facendo queste cose? Perché non va bene che anch'io lo facevo prima di fare il sindaco. Arrivavo da Chiesa Nuova, facevo Piazzale Sonorola, Corso Milano, via Dante, via Trieste per andare a casa. C'è una circonvallazione, va fatta quella. Non c'è niente da fare, le circolazioni sono fatte apposta. Quindi lei è diventato bravo quando è diventato sindaco? Certo, sto imparando. Tutti i sindaci. Sto imparando un sacco di cose. È incredibile le cose che imparo. Senta, via Anelli invece?
Vianelli è proprio in funzione di questo, ci vogliono 2 o 3 mesi in più, l'ho detto anche in consiglio comunale l'altra sera, per cui la permuta tra una cosa e l'altra verrà fatta già a fine di marzo, ma proprio perché è stata una sorpresa trovare, bisogna demolire completamente gli arredi, gli infissi, le tubature, tutto quello, giustamente perché va separato tutti i rifiuti. E per cui a breve cominceremo l'abbattimento e quando cominciamo finché va a termine. Sì. E presumo in 2 mesi. 2020? Sì, 2020. Fine 2020 lo vedremo giù. No, 2020, primo trimestre 2020. Ho detto 2020, cioè No, ho detto fine 2020. Sì, no, vedremo tutto. Sì. No, primi mesi 2020. Io lo faccio un nodo al fazzoletto, ma aveva detto così No, anche. ma sono pronto. L'arcodigiano doveva essere pronto a luglio ed finito. è pronto tra poco. Fra quando? Il giorno, a breve c'è l'inaugurazione? Il giorno? Sabato. Non mi ricordo Ma non totale, una parte. No, è totale, è finito i lavori. È finito tutto? Certo, so che Vedi se io che cosa faccio sa? scommesse con lei, vinco una pizzeria, no la pizza, vinco una pizzeria, il ristorante completo, appena guarda, non ne fa una. Su questo qualche dubbio, però se lei vuole, mettiamo così. Però qualche io non dubbio. voglio Però no, rubare. a parte scherzare, l'arcodigiano verrà inaugurato sabato, una parte, insomma, quello è stato un bello sfogo, soprattutto perché la gente era molto arrabbiata dopo la chiusura del passaggio a livello di via Io Friburgo. ho Quindi parlato anche col quartiere, anche dell'altro giorno con l'assessore. Sono arrabbiati perché chiudiamo il passaggio di livello pedonale, non dipende da noi, non so più come spiegare, è imposto dalle ferrovie, ma non perché sono brutti e cattivi, perché la sicurezza prevede questo, certo, passaggi a sono raso non d'accordo ci con lei, possono essere, anche l'altro giorno una signora si è arrabbiata, è andata via, gli altri sono rimasti là a parare. Non posso farci niente, non ho l'autorità, sono le ferrovie dello Stato, ma ce ne sono tanti in giro, sì. A Padova una alla volta vengono chiusi tutti, perfetto. è un problema di sicurezza. Basta dare a Cittadella, sono molto aperti, voglio dire. Certo, Però, ma un po' alla volta li Va chiudono. bene. Senta, invece un'altra cosa che le chiedo è che i passaggi pedonali, oggi i ciclisti e i pedoni ce ne sono moltissimi a Padova e purtroppo essendo quelli più deboli nella strada, il pedone prima e poi il ciclista ovviamente, è giusto tutelarli, è giusto dargli garanzie di sicurezza. Ecco, io trovo che i passaggi pedonali in Padova e a Padova siano molto scuri, molto bui, e questi comportano dei pericoli per chi attraversa la strada e ovviamente anche per le auto che ci passano sopra. Domanda, si può un giorno controllare quei passaggi pedonali e illuminarli un po' di più, almeno quelli più frequentati? Sì, se non sbaglio sono già a bilancio, non vorrei dire, ce n'è uno in particolare che so, che l'ho visto anch'io, Perché non te ne accorgi proprio quando attraversa uno? Anche perché in mezzo poi c'è la rotonda, c'è la siepe, passano velocemente in bicicletta, quindi addirittura quelli vicino all'ospedale arrivano a 200 all'ora, nessuno si ferma, neanche i ciclisti. Proprio sulla strada per andare verso l'ospedale ce n'è uno che si vede poco, è vero. Ecco, ma illuminarli un po' di più. Se il codice della strada, c'è qualche complicazione, non me l'hanno spiegato, perché ho fatto la stessa affermazione. Ci sono le alberature, le alberature non si toccano, se tocchiamo un albero l'esposto. No, dico illuminarli di più i passaggi, pedonali, non gli alberi, insomma, un po' di fare un po'. Per illuminarli dobbiamo fare Allora, io ho visto in un paese qui vicino hanno fatto addirittura i passaggi in 3D in modo che siano evidenziati. Sì, comunque per chi passa. Qualcosa bisogna fare, vero, qualcosa dobbiamo fare. Sono davvero tanto bui e io sento i ciclisti che si arrabbiano perché le macchine passano, ma sento molti, e li sentirà anche lei, molti automobilisti che si arrabbiano perché i ciclisti passano a una velocità supersonica, addirittura con le bici, quelle che sono anche quasi elettriche, e quindi diventa anche un pericolo per loro. E poi se lo investi a torto, come sempre, ovviamente. E obiettivamente ecco, se magari si potrebbero illuminare un attimino. C'ho già qualcosa in questo senso. Lo prendo, lo metto, faccio un nodo al fazzoletto lungo 1 chilometro. Senta, la Rinascente, quando metteremo i ponteggi lì per iniziare a... ho letto, onestamente non ho più parlato con la proprietà, ho letto anch'io che a fine del prossimo Natale, prima del prossimo Natale, non questo l'altro, 2020, sarà aperto al pubblico. So che l'assessore Bressa sta trattando con la proprietà,
con tabacchi per fare qualcosa di carino che non impatti in maniera negativa con la città, per cui stanno lavorando su questa ipotesi. E quindi ecco, parto da queste riassette perché ovviamente oggettivamente il commercio è una cosa che riguarda tutto il mondo, oramai davvero sta subendo dei danni incredibili, si può fare ovviamente danno un po' anche, io credo in maniera completamente sbagliata, ma qui non credo, perché basta che chiuda un negozio e la colpa del sindaco, che non è assolutamente vero. Qualsiasi cosa è colpa sì, no, ma credo che queste che sono cose che uno dovrebbe avere un po' di dignità morale nel non dirle, perché se chiude un negozio oggi è perché oggi c'è una crisi del commercio che No, non è crisi, è cambiato il mondo del commercio. Il commercio, quello dei negozi è cambiato. Sta cambiando. Ogni tanto mi confronto anche con la distribuzione, la grande distribuzione, commercianti, con l'associazione mia, con l'ASCO, è cambiata, sta cambiando in maniera vertiginosa tutto quanto il commercio, sta cambiando. Addirittura ci sono aziende che avevano un progetto di fare centri commerciali, si stanno fermando. Non stanno più facendo centri commerciali. Per cui provate a pensare, fino a 2 anni fa tutti volevano fare i centri commerciali, si stanno fermando. Forse è sbagliato fare centri commerciali, perché i centri commerciali, non me ne vogliono i centri commerciali, non stanno andando benissimo. Certo, però ricordo che qui a Padova stiamo riempendo tutto di supermercati. È un'altra cosa ancora, sono 2 cose. No, sì. Non facciamo la solita confusione, centro commerciale. E poi è una cosa. Vi ricordo che in base alla disciplina di oggi qualsiasi persona può aprire 1500 metri sia food che non food, punto. Non è colpa di Arturo, non è colpa mia, non è colpa del sindaco, non c'è niente da fare. Io ho detto solo, non era una colpa, era un dato ma di fatto. la gente è convinta che noi abbiamo la possibilità di fermarli. Se posso fermarli, mi fa causa, perdo la causa come comune, fa il supermercato e pago anche come comune, non come Sergio Giordani. Per cui non posso fare niente. Io gliela faccio sempre questa quello che sta succedendo, per quanto mi riguarda, è una pazzia. Io ho fatto 25 anni questo mestiere. Non capisco cosa sta succedendo. Lo sa perché ogni volta le faccio questa domanda? No, ma la spiego io. Non capisco perché stanno facendo. Se ci sono delle vie, c'è un supermercato di 100 metri, non capisco cosa stanno facendo. Veramente, non vorrei mai che succedesse quello che è successo con le banche, dopo tutti chiudono. Ma ci troviamo con dei volumi che dopo non sappiamo più utilizzare. Non capisco veramente, ho fatto, ripeto, 25 anni questo mestiere, non capisco cosa sta succedendo. Ecco, io le faccio sempre questa domanda perché ovviamente mi trovano, mi mandano email e dicono apre un altro, guarda, le faccio vedere il telefonino, apre un supermercato, chi apre? Giordani, credo sempre sia lei. Allora io ogni volta le faccio questa domanda perché in modo tale che chi ci ascolta capisce che queste cose sono ricordo solo una cosa, in questi 2 anni e mezzo non ho mai concesso come amministrazione una licenza, non ho intenzione di concedere nei prossimi 2 anni e mezzo nessuna licenza. Sono tutte cose vecchie delle amministrazioni precedenti, anche 5, 10, 15 anni fa, sono tutte cose in cui hanno diritto. Non posso fare niente. Anche come grande distribuzione. Come piccolo, 1500 metri, lo fanno, è finita là. Siccome che pensano tutti che è il sindaco Giordani perché ha fatto questo lavoro per 25 anni, è lui che ha fatto fare i supermercati, allora io glielo faccio e lo ricordo tutte le volte che non è così. Mai concesso una licenza e mai la concederò. Perfetto, è stato chiarissimo. Punto. Io ogni volta non posso farci niente, ma anche in campagna elettorale dicevo, non sarà mai aperto il supermercato, non sarà mai aperto il centro commerciale, salvo quelli che sono già autorizzati, non posso farci niente. Vado in pubblicità perché nell'ultima parte una raffica di domande di quelle cattive da farle. Tra poco. Non sono domande.